Benvenuti nell'1 contro 1 World Cup in Villa Elizza! Oggi, signori, si giocherà in questo campetto con 3 porte che state vedendo, 3 porte piccoline. Ogni partita si giocherà in 5 minuti, 3-1 contro 1 contro 1. Ragazzi, prima di cominciare lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, arriviamo a 200.000 e iscrivetevi a tutti i canali che vedete qui in collaborazione, tranne a quello di Sciale, e commentate con altri video che vorreste vedere qui dalla villa, calcio e non. Allora, c'è il Portogallo di Mochaldo che affronterà la Spagna di Antò e l'Argentina di Henry Laz. Ovviamente quindi c'è Francia, Brasile e Olanda nella seconda partita. Si giocherà in 5 minuti, passeranno le prime 2 che segneranno più gol e la terza sarà la migliore seconda ad aver fatto più gol. Parola al campo. Signori, ci siamo. Ecco, Spagna, Portogallo e Argentina a difendere già le proprie porte. Si sono posizionati. 3, 2, 1, via! Vediamo chi segnerà più gol in questo primo gruppo. Vediamo subito il Portogallo di Mochaldo che va subito nella pozzanghera. Prima attaccava la Spagna, poi attacca l'Argentina, palla fuori, palla Spagna, attacca Antò. Vediamo quale porta attaccherà. Cerca un pallonetto! Non ci credo! La traversa a porta vuota di Messi. Attacca ancora la Spagna. È la palla corsa fuori di stamattina, è la corsa Antonio. Ci prova qui il Portogallo, palla parata dalla Spagna. Bello, bella giocata, Bella giocata qui di Messi, che prima fa finta di attaccare la porta della Spagna, poi di no look va su quella del Portogallo, palla fuori. Ecco qui ancora il Portogallo attaccato da 2. Attacca l'Argentina, cerca il tunnel, il Portogallo capisce tutto e poi attacca a sua volta. Mamma mia, la Spagna. la giocata del fratello, Esatto, perde il pallone e fuori, c'è fuori. la palla fuori. Vediamo Mochaldo, si trova al centro del campo. Attacca inizialmente la Spagna, almeno il movimento del corpo questo dice. Poi cambia improvvisamente lato, va dalla parte dell'Argentina, palla fuori. Siamo ancora 0-0. Tarallo. Vediamo qui l'Argentina cosa decide di fare, passare in mezzo a 2, se la porta fuori. Fai cagare. Ecco il palo clamoroso dopo una giocata incredibile. È autogol di Mochaldo e gol di Antonio perché la Spagna era più vicina al Portogallo, quindi 1-0 per la Spagna. Mamma mia. Attenzione, e qui attacca la Spagna, palla fuori la Spagna. Vediamo che giocata. Mamma mia! Assurdo Pedri! Condizioni atmosferiche avverse, mi ricorda un lontano Juve-Perugia nei primi anni 2000. Partita forse da sospendere questa? La perla del maestro arriva! Come arriva? La perla non conclusa in rete dell'Argentina, che bella azione, ne fa fuori 2, poi palla fuori, come anche in questo caso palla fuori di Antò. La palla fuori, Antò rimette palla in gioco il Portogallo da una parte poi dall'altra, poi perde quasi il pallone attaccato dalla Spagna, fa una bella finta, poi perde il pallone e subisce il secondo gol, questa volta dall'Argentina, che anche lei si porta sull'1-0. Abbiamo Antò qui proprio nella pozzanghera, cerca la sua classica giocata, il piede affonda. Difficoltà su difficoltà, ne esce Antò, ma esce anche la palla. Ancora palla fuori per Antò. E ancora in vita il Portogallo. E vediamo il tiro! Che va in rete! Mochaldo non molla e si porta anche lui sul gol, che lo tiene a galla per il momento. Tutti e 3 a un gol, quando mancano pochi istanti alla fine di questa partita. La Spagna può rimettere il pallone in gioco. Tira un sospiro di sollievo e poi con un tacco cercava un gol clamoroso prima che la palla potesse terminare in porta. L'esterno! La palla che colpisce il palo sulla deviazione di Henry Laz, quasi fortuita, clamorosa questa azione. Poteva veramente beffare Ronaldo, che non se lo meritava, possiamo dirlo. Va giù, facciamo una cosa: chi segna va avanti. È una partita molto combattuta, nessuno vuole perderla. Rimessa in gioco per la Spagna alle ultime energie.
Vediamo come le doserà, ragazzi. Che tunnel di Pedri. Il campo finisce, ma la giocata è sempre la stessa. Palla in gioco per il 7 del Portogallo, che ha una nazione da portare avanti e lo sappiamo. È mezzo a 2, se la porta fuori. Vediamo invece qui la giocata di Moshaldo a chiudere tutto. Henry Lazza sulla linea di porta ad impedire a Moshaldo di portarsi in finale. Ancora palla per l'Argentina, che può attaccare ancora una volta. Attacca la parte del Portogallo, che non vuole subire gol e butta il pallone dall'altra parte, che batte subito. Palla nella pozzanghera, se ne va. Ancora Moshaldo punta alla porta della Spagna, in mezzo a 2. Moshaldo in mezzo a 2. Poche energie per tutti e tre. Moshaldo, la palla resta lì per Antò, che col destro, ricordiamo, non il piede preferito, la manda alta sulla traversa, anzi sulla traversina. Molto frenetiche le azioni degli ultimi istanti di questa partita. Traversa, anzi incrocio dei pali qui di Messi, Dei palini. dal nulla. Ecco qui Ronaldo, che giocata, che cerca il palo. Ora Moshaldo che sbuffa. Perde il pallone, forse è la stanchezza. Vediamo qui la giocata della Spagna, la giocata qui ancora di Ronaldo. Giocate su giocate, è spettacolo puro qui. Assurdo! Il Portogallo di Moshaldo si porta direttamente in finale. Era equilibrato. Forse questa è la finale, È veramente. anticipata, dai. Vero, è stata una partita bellissima, complimenti sia a Pedri che a Messi per aver dato tutto in questa sfida. E quindi adesso si passa al secondo gruppo. Quindi qui sfida nella sfida, perché ci sono anche due fratelli. Uno dei due probabilmente ci abbandonerà, ma non è detto, perché ripeto, Hermoso è passato in finale. Qui dobbiamo vedere la prima che farà più gol e poi la seconda ad aver fatto più gol tra i due gruppi. Ragazzi, purtroppo, come avete visto dal primo gruppo, c'è questa pozzanghera che impedisce parecchie giocate, perché gli anni passano ma i tunnel restano, perché il tunnel di Antonio è arrivato, però poi si è un po' impiastrincato qui. Brasile, Francia, Olanda, 3-2-1, si parte signori, che sia battaglia come il primo gruppo. Attenzione, qui prima occasione per Olise e qui primi dubbi su un tocco ravvicinato forse di mano del Brasile, ma si va avanti, giudicate voi nei commenti. Vediamo qui il Brasile che tenta la prima giocata della partita con un tacco che va fuori e quindi rimessa laterale per l'Olanda, che cerca la giocata. Clamoroso gol esterno sotto le gambe di Rafinha, si porta sull'1-0 l'Olanda. Partita che si sblocca decisamente prima rispetto all'altra. Vediamo come andrà a finire. La rimessa laterale subito battuta, cercava un altro tunnel qui l'Olanda e c'è Chaleboum, la Francia che si trova nel mezzo, non sa quale porta attaccare. Vediamo l'esterno rimpallato, murato dal Brasile. La palla che sibila il palo dell'Olanda. Rimessa laterale per la squadra che è in vantaggio. Il gol di Olise. Un rimpallo sfortunato di Malen. E mostra... E si fa molto Malen. E fa a sua volta Malen a Rafinha. Assurdo, tutto in pochissimi istanti. 2 gol per l'Olanda, 1 per la Francia, 0 per un Rafinha sfortunato. Hai notato che senza vergogna la Francia ha mostrato il gluteo, anche se in Francia non usano il bidet. Ne parliamo di sottofondo. Qui ho il pallonetto quasi, Sì. quasi sul maestro. Rancore. Rimessa dell'Olanda, molto vicina alla porta della Francia. Non si capisce per quale motivo non colpisce la porta del fratello. E colpito alle spalle da Rafinha. Sul gol si porta Rafinha. Qui palla deviata stesso da Rafinha, quindi palla dell'Olanda. Bravo il Brasile a saperne approfittare. Vero. Attenzione qui, ricordiamo che l'Olanda è a 2 gol, mentre Francia e Brasile 1 gol, quindi attenzione qui. C'è Malen che si lamenta un po' col fratello, altro gol di esterno di Malen. Tocca una palla. Che si porta quasi in finale, perché i gol a questo punto sono 3. Giocata di fino di Rafinha, che si gioca probabilmente il posto in finale con Olise. Importante adesso per Francia e Brasile segnare e strappare un biglietto per la finale. Vero, verissimo! E arriva proprio ora il gol di Enzo Chaleboum, che prima fa finta di attaccare la porta del Brasile, poi colpisce quella del fratello. Il fratello si voleva vendicare ma non ci riesce. Rimessa laterale ancora per la Francia, si trova nel mezzo, cerca la stessa giocata di prima. Stavolta Malen capisce tutto. Ora Chaleboum
Scialeboum, il francese, palla quasi in testa Armojo. Attenzione anche al Brasile che potrebbe cambiare le sorti di un turno. Ecco qui Enzo Scialeboum, attaccato alle spalle, ma riesce ugualmente a segnare. E quindi signori, finisce qui il secondo gruppo col gol di Enzo che si qualifica in finale. Raggiunge Mochaldo, ma attenzione, perché in finale ci arriva anche l'Olanda. Godo. Perché ha subito un gol. Perché questo tirava sempre. Che dopo? No, tiravi forte, per questo è stato paura. Comunque ha fatto un gol anche di rapina, quindi è meritato che vanno loro. Va bene. Sempre bello l'umiltà. Francia, Portogallo e Olanda si giocano la Coppa del Mondo in questo 1 contro 1 con le porticine in Ville Liz. Palla a me, i tre si sono già divisi le porte e quindi 10 minuti a partire. Da adesso signori, palla subito calciata fuori dalla Francia. E ora vediamo l'Olanda attaccare la porta del Mojo. Vediamo se si vendicherà subito il Mojo. In mezzo a due. In mezzo ai due fratelli, attenzione. Quindi vediamo come andrà a finire. Non ci credo signori, non ci credo. Una giocata che meritava ben altro finale. Si schianta sul palo la giocata del Mojo. Ancora rimessa laterale per la Francia. E in mezzo alle due porticine proprio. Qui fa la finta di tacco ad eludere l'intervento del Mojo. E poi ad attaccarlo. Cerca il grande tunnel. Ecco qui. Ancora Hermoso con l'esterno. Palla deviata dall'Olanda. Butta la porta direttamente a terra. L'Olanda di Cristian Massimino. Oh, qui ancora. Bella la giocata di Enzo Scialeboum che sblocca la finale quando passa un solo minuto. Mostra la maglia, quella di Olise. La Francia in vantaggio. Olanda che colpisce il palo. Molto sfortunata in questa occasione. Molto fortunato invece il fratello. Non fa una piega, rimane lì. Ancora Enzo Scialeboum che colpisce ancora la porta dell'Olanda e si porta sul 2-0. Non vuole perdere questa sfida. Clamoroso questo tiro di Christian che va fuori di un soffio. Che giocata qui del Mojo che si porta il pallone in porta. Sempre la porta dell'Olanda è colpita, quindi un gol per il Portogallo. Ecco l'Olanda. Ancora il Mojo che poteva approfittare, ma arriva il roccioso Scialeboum, il difensore più forte del Napoli Creators, a dire di no a Mochaldo, al suo capitano. E ancora una volta la palla quasi rimpallata e quasi nella porta dell'Olanda, quella più colpita. Hermoso subito 2 addosso, se la porta fuori, il campo finisce. Palla per la Francia, deve battere, deve anche saper dosare le energie. Guardate qui come attaccano alto i due. Fa fuori uno e ne fa fuori due. Hermoso colpito alle spalle a sorpresa. Forse si fa male il ginocchio. Ancora rimessa laterale per Hermoso. Che giocata qui di Hermoso che quasi stava per colpire la Francia. Guardate qui il salvataggio clamoroso della Francia. Nessuno vuole perdere. Ancora Olanda. Ancora palla in gioco. Cerca una giocata molto bella qui Enzo. Qua vedono tutto. Ecco, tanto vedi in diretta da Geforte, ma dei caru. Oh, ti fatto male. Scivola, mamma mia. Vediamo la Francia. Pochissime energie ancora per tutti e tre. Che bella l'azione della Francia. Però si mangia le mani. Poteva essere il terzo gol. Il tiro improvviso deviato da Mochaldo. Vediamo Olise. Prima la difende, poi cerca l'attacco. La sua classica giocata. Olise in mezzo a due. Vediamo se riesce a passare. Il fratello fa buona guardia. No, non è buona. Si gioca. Palla rimasta in campo. Che attacco. Il gol arriva dell'Olanda che rimette ancora tutto in piedi. Manca ancora tanto e ora si gioca di fisico, di corpo. Che bella l'azione e che gol clamoroso di Olise. Che bello, se ne va via col tacco e poi con l'esterno va diretto in porta dell'Olanda. 3 gol per la Francia. Mette una seria ipoteca su questo torneo. 1 contro 1, ancora un colpo di esterno per lo sfortunato Christian che non becca i pali della porta e invece i pali qui li becca e come Mochaldo che la butta a terra la porta dell'Olanda. E ancora lui in possesso del pallone, cerca la giocata, arriva il tunnel, ma arriva il gol del 4-1
della Francia che mette fine a questa partita. Mi avete visto vincere altri video? Non credo. Sempre perso. Me lo sono meritato? Assolutamente sì. Sul campo, sudando, dando il massimo, come sempre. E quindi, signori, questo torneo di 1 contro 1 in Ville Liz lo vince meritatamente la Francia di Olise. La puoi alzare, Enzo? Oh! Ma manca 58 e 76. Olè! A chi la dedichi? Che faccia odiosa, ragazzi, guardate là. La dedico alla mia famiglia, ma soprattutto ai miei amici, che qui, ma anche a casa mia, mi supportano. Grazie Giovanni. Quindi signori, finisce qui questo video dalla villa con la Francia vincitrice. Complimenti a tutti e complimenti a voi che ci state seguendo, supportando e incitando giorno dopo giorno. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale e a tutti i canali in collaborazione, Anche a quello di Sciale. commentate con altri video e noi ci vediamo in un prossimo video dalla villa. Ewa you! Ciao!